voluto accendere i riflettori della nostra azione a sostegno delle amministrazioni comunali proprio in una località di mare. Sapete che come ANCI Veneto abbiamo deciso di creare 2 momenti annuali, comuni montani e comuni litoranei e di lago, proprio perché vogliamo approfondire le tematiche specifiche di questi territori e lo vogliamo fare proprio con i sindaci che quotidianamente vivono le difficoltà ma anche sanno governare i cambiamenti. Da questi momenti di incontro e confronto anche con le associazioni di categoria nascerà poi un documento che porteremo sul tavolo della regione, sul tavolo del governo e sul tavolo di Bruxelles, proprio perché l'obiettivo di ANCI Veneto attraverso questi momenti specifici è quello di portare soluzioni, non soltanto evidenziare le criticità, ma di contribuire per migliorare la qualità amministrativa per quanto riguarda i sindaci, quindi di conseguenza anche la qualità di vita per le nostre comunità. Diciamo che i servizi per le località di mare sono complicati da gestire, dai rifiuti alla gestione. Oggi vediamo anche dei temi della sicurezza, piuttosto che tanti altri temi che quotidianamente accompagnano nelle criticità i sindaci di questi territori. Però l'obiettivo è quello di gestire nel migliore dei modi, proprio perché l'obiettivo dei sindaci è quello di mettere al centro il cittadino e in questo caso anche il turista. E per far questo talvolta servono strumenti normativi che molte volte o non sono adeguati o addirittura non abbiamo. Il ruolo di Regione Veneto è quello di fare da regia e per avere uno strumento unico per fare, diciamo, la promozione del turismo e la promozione del territorio, ma soprattutto anche mettere a sistema quelli che sono gli attori principali. Oggi con le 17 DMO che sono state approvate e che tra l'altro stiamo visitando e sto visitando personalmente con la presentazione delle linee guida in ogni realtà che è rappresentata. Siamo partiti da Treviso, abbiamo fatto il Lago di Garda, siamo arrivati a Vicenza l'altro giorno, all'altopiano di Asiago, quindi stiamo visitando tutte proprio per non solo spiegare le linee guida che fanno del marketing territoriale, ma soprattutto della promozione turistica, la vera sfida del futuro, ma anche mettere insieme tutti quegli attori. Quindi si parte da Camera di Commercio, insieme Union Camere, che insieme a Regione Veneto diciamo è la protagonista di questa possibilità di marketing, ma insieme poi agli attori principali, quindi le associazioni di categoria e gli enti locali soprattutto, per fare sistema e quindi dare quelle risposte al territorio e soprattutto agli operatori che hanno necessità. Sono molto orgogliosa di essere stata qui presente oggi e anche del risultato che porteremo a casa, un documento condiviso con tutti i sindaci della costa e del lago che andremo a proporre a Roma, perché noi abbiamo bisogno di una legge quadro che sta arrivando, ma abbiamo bisogno anche di singoli provvedimenti e quindi è un punto d'arrivo ma soprattutto un punto di partenza questa legge sulle comunità marine e lacuali, e avremo bisogno quindi di una norma sulla casa, di una norma che cerchi di tutelare le comunità residenti, una norma per gestire i flussi, degli strumenti che i sindaci possano usare per rendere le nostre località attrattive ma soprattutto vivibili, sostenibili, perché la sostenibilità non è un tema astratto ma è un tema concreto, e lo dico da residente perché prima di tutto io sono un cittadino della mia località. Le problematiche sono comuni per tutti noi i comuni litoranei e soprattutto per Chioggia e Rosolina. Mi permetto di evidenziare l'aspetto della logistica, delle infrastrutture. Abbiamo necessità di interventi concreti per permettere ai nostri turisti di raggiungere in maniera celere le nostre località. Ho rappresentato il problema dei rifiuti spiaggiati perché non è possibile che il comune si trovi a pagare la pulizia delle spiagge e che i costi ricadano interamente solo sui residenti del nostro comune. Credo che i rifiuti che arrivano dai fiumi tipo il Brenta e l'Adige non siano provocati o causati dai nostri residenti, e quindi credo che ci sia un intervento chiaramente della Regione del Veneto in questo. Noi oggi consideriamo che le nostre polizie locali, almeno per Jesolo, si occupano di codici rossi, di vigilanza ambientale, edilizia, di baby gang, di maranza, attività da parte di polizia giudiziaria, quindi tantissime cose, e lo facciamo con un inquadramento da impiegati. Questo è l'inquadramento delle nostre polizie locali, quindi spesso li mandiamo anche in contesti delicati. Come amministratori responsabili non possiamo che sollecitare il processo di riforma della polizia locale che è attualmente all'attenzione del Parlamento, perché dobbiamo dare strumenti e anche un inquadramento economico adeguato a queste che ormai sono delle forze dell'ordine a tutti gli effetti.